50 interventi dei Vigili del Fuoco nella Marca per l'ondata di maltempo, colpita soprattutto la Marca sudorientale con fortissime raffiche di vento, danni e paura da Mogliano a Monastier, da Salgareda a Preganziol. L'allerta non è finita, nuovi temporali intensi previsti in queste ore per tutta la nottata, rinviato a Cordignano la veglia di preghiera prevista alle 20:30 per i 4 giovanissimi morti nel tragico schianto di sabato notte, da oggi intanto lutto cittadino. L'azienda è chiusa per ferie, i ladri ne approfittano e rubano saldatrici per decine di migliaia di euro, caduto a Casale sul Sile, indagano i carabinieri. Caro carburante, riunione d'urgenza dell'ente di governo del trasporto pubblico locale in vista della scuola, aumenti stimati in oltre 3 milioni di euro che MOM si accollerà per mantenere invariate le tariffe. Ore di paura per un 47enne di Montebelluna e il figlio tredicenne bloccati ieri sera sul Col Visentin prima di essere recuperati dal soccorso alpino. Elezioni, Fratelli d'Italia in pressing non solo su Carlo Nordio, si profila anche il nome di Elena Dorazzan come possibile ministro. La diretta interessata non smentisce, il buon governo veneto dice può fare la differenza anche a Roma. In corso le compilazioni delle liste per il centro-destra, tra le certezze la corsa parlamentare del sindaco di Cessalto, ma l'ultima parola dice spetta a Berlusconi. Le elezioni politiche, l'anomala campagna elettorale estiva è ormai entrata nel vivo. Da lunedì alle 21:15 tornano il confronto e il dibattito di ring e il talk show di Antena 3 raddoppia il martedì. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è dunque in primo piano il maltempo che, come altre zone del Veneto, l'avete visto nei nostri telegiornali del Veneto e di Venezia, ha colpito anche la Marca, il Veneziano, il Polesine e la Marca, le zone più colpite oggi dall'ondata di maltempo della tarda mattinata, che ha portato oltre 50 interventi, richieste di interventi nel territorio, soprattutto per le fortissime raffiche di vento. L'annunciato maltempo ha raggiunto la Marca e dopo le piogge di ieri sera e stamattina il fenomeno più intenso poco dopo le 13, quando Treviso e la zona orientale della provincia sono state sferzate da un violento nubifragio con forti raffiche di vento che hanno abbattuto alberi, una ventina, anche lungo la Restera, fatto cadere in strada rami, causato diversi blackout e fatto volare tavolini e ombrelloni anche in pieno centro, questo è Piazzale Burchiellati. Una delle situazioni di maggior trambusto è la piscina Rosa Blu a Monastiera, accanto alla casa di caccia. In pochi istanti il vento ha messo sottosopra l'area intorno alla piscina esterna. All'1:30 c'è stato un forte temporale che ha purtroppo nella parte del bar rovesciato un po' gli ombrelloni e scoperchiato qualcosa. Adesso i nostri ragazzi stanno già ripristinando tutto, siamo sempre ancora tuttora aperti per la piscina. Per l'esterno il sole non c'è, per cui non c'è nessuno. Domani siamo qua. Vento e acqua quindi che negli istanti di maggiore intensità del temporale hanno rovesciato gazebo e divelto parte della copertura del bar, ma il personale si è subito adoperato per ripristinare l'area. Al momento abbiamo preso un po' paura, ma il danno non era così grave. A Preganzioli, in via Dese, una pianta è caduta sulle auto in sosta. A Mogliano un'altra si è schiantata sui fili elettrici. A Cessalto il vento ha spezzato un grosso albero, costringendo gli operai del comune a un intervento immediato. Analoghi problemi anche a Olmi di San Biagio, Motta di Livenza e Casier. Qui le potenti raffiche hanno letteralmente strappato dalla parete esterna di un appartamento la tenda che ricopriva il terrazzo, andata fortunatamente a schiantarsi con tutti i pesanti sostegni laterali nell'area verde sottostante e non in strada o dove poteva in quel momento transitare qualcuno. In via Tommaseo a Salgareda il vento ha scoperchiato un vecchio fabbricato, facendo finire travi e frammenti di copertura sul tetto accanto. 12 le squadre dei vigili del fuoco uscite nel territorio, una cinquantina gli interventi da eseguire in seguito alle molte richieste di aiuto arrivate alla centrale del 115. È un'allerta che continua nelle prossime ore dopo la tregua del pomeriggio fino alle 14 di domani, a partire dalle 8 di questa sera e per tutta la notte nuovi temporali anche intensi previsti nella Marche. Proprio l'allerta di questa sera ha costretto il comune di Cordignano a rinviare la veglia di preghiera che era prevista appunto in paese alle 20:30 per le quattro giovanissime vittime della cosiddetta ormai strage di Godega di Sant'Urbano. Una giornata oggi dedicata al lutto cittadino.
Il cielo plumbeo, quasi a voler rispecchiare il dolore e la rabbia per la morte di 4 giovanissimi amici. La bomba d'acqua che si è abbattuta sulla Marca e le raffiche di vento hanno costretto l'amministrazione comunale di Cordignano a rinviare la commemorazione dei giovani che hanno perso la vita meno di una settimana fa. Ieri sera nella tarda serata è uscito un allarme meteo di colore arancione, quindi questo prevede particolari attenzioni, quindi ho visto anche la previsione di un grande afflusso di persone. Per la sicurezza e l'incolumità di tutti abbiamo preferito annullare la veglia di questa sera. Oggi il paese è listato a lutto nei negozi, negli uffici, nella chiesa, nel municipio, il fiocco nero, segno di un dolore impossibile da accettare. Questa mattina intanto si è svolta la prima cerimonia in memoria di Giuliano Chellici, 19 anni. Molti, soprattutto giovanissimi, hanno raggiunto l'abitazione del ragazzo dove si sono raccolti in un ricordo. La salma è stata poi tumulata nel cimitero cittadino. Domani mattina alle 10:30 nella chiesa arcipetrale di Cordignano l'ultimo addio a Daniele De Re. Nel pomeriggio verrà celebrato invece il funerale di Marco Da Re nella chiesa di Stevanà. L'ultimo saluto infine a Daniele Ortolana si terrà sabato pomeriggio, sempre a Cordignano. Anche il cielo piange, ci dicono i cittadini, una comunità sotto shock che non riesce a capacitarsi di una tragedia tanto immensa. Saranno proprio giorni difficili perché daremo l'ultimo saluto a questi sfortunati ragazzi che ci hanno lasciato in un drammatico incidente domenica mattina. I funerali, appunto, come è stato detto, si svolgeranno in forma privata per ciascuno ragazzo. Il sindaco è già stato dalle famiglie dei ragazzi nei giorni scorsi e ora il comune sta pensando ad un altro momento commemorativo. Stiamo anche pensando e sentiremo anche il parroco del paese eventualmente nei prossimi giorni se c'è la possibilità di fare un altro momento di preghiera che raccolga tutte le famiglie, gli amici, i parenti, i familiari per ricordare questi ragazzi. Chiaro che dipenderà ancora dal tempo, dal meteo, attendiamo quello anche. Ancora la cronaca, lo sappiamo bene, i ladri non vanno mai in vacanza, anzi spesso approfittano delle ferie degli altri, ad esempio delle aziende. È successo a Casale sul Sile. Hanno agito indisturbati approfittando della chiusura per ferie dell'azienda System Saldatura di Casale sul Sile. Probabilmente i ladri la stavano tenendo sotto controllo ed hanno agito quando all'interno non c'era nessuno. Probabilmente a colpire sono stati più malviventi perché sono riusciti a portare via una decina di saldatrici professionali. Il danno è ingente, si parla di alcune decine di migliaia di euro. I ladri hanno fatto irruzione dopo aver divelto inferriate e infranto alcune finestre di bagno e aree uffici. Poi si sono introdotti all'interno dello stabile. Immediato l'allarme al 112, è stato il titolare quando è tornato dalle ferie ad accorgersi di quanto accaduto. In passato aveva subito tentativi di furti, questa volta i ladri ci sono riusciti. Sul posto sono arrivate alcune pattuglie dei carabinieri, ora i militari stanno indagando per dare un volto ai ladri. In queste ore stanno visionando anche tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. I ladri potrebbero essere stati immortalati anche se ancora non si conosce il giorno esatto del colpo. Un amaro rientro per il titolare che ha dovuto calcolare la stima dei danni sia delle saldatrici portate via che delle frazioni a porte e finestre. Torneremo alla cronaca fra poco, adesso però torniamo a parlare del caro carburanti con riunione di urgenza stamane dell'ente di governo del trasporto pubblico locale per stabilire il da farsi in vista del nuovo anno scolastico. Aumenti da affrontare in oltre 3 milioni di euro sono stimati per MOM, che ha deciso di accollarsi queste spese. Per quest'anno abbiamo deciso di non farlo gravare sugli utenti, facendocene carico però perché è un'azienda che paga 3 milioni in più il gasolio e il metano. Non andranno a gravare su abbonamenti e biglietti i pesanti rincari dei costi del carburante che MOM sta sostenendo in questo 2022. A Sant'Artemio, l'ente di governo del trasporto pubblico locale, convocato d'urgenza per decidere il da farsi, ha stabilito che sarà l'azienda di trasporto a farsi carico degli aumenti, più 28% per il gasolio, più 700% per il metano, che tradotti in importi da sostenere significano oltre 3 milioni di euro da sobbarcarsi. Potremmo aumentare le tariffe piuttosto che andare in deficit di bilancio, ma intendiamo percorrere l'indirizzo di andare verso la sterilizzazione degli ammortamenti, è consentito dalla norma e in qualche modo consente di attendere, vedere l'evoluzione sia del trend del costo del gasolio e di eventuali ristori che arrivassero a livello governativo per chiudere in equilibrio il bilancio della nostra azienda. L'impegno dell'ente di governo, che vede oltre alla provincia la partecipazione dei comuni di Treviso, Conegliano e Montebelluna,
Cappelluna è quello di tornare a riunirsi una volta che governo e regione avranno chiarito l'ammontare dei ristori a compensazione del caro carburanti e la loro esatta ripartizione. Un sostegno a cui si sommerà da settembre il capitale da 11 milioni che il nuovo socio di MOM, Autoguidovie SPA, porterà con sé al suo ingresso. Nel frattempo, in vista della ripresa della scuola, l'azienda di trasporto si impegna a garantire il servizio a pieno regime. Noi abbiamo fatto presente all'ente di governo che i costi di trazione sono fortemente aumentati, ma questo non deve incidere sulla normalità e sulla regolarità del servizio. Noi abbiamo autobus a metano che abbiamo tenuto fermi durante il periodo estivo perché l'auto a metano, il costo chilometrico è molto superiore a quello a gasolio, però il 12 di settembre, quando inizieranno le scuole, verranno impiegati tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, quindi il servizio sarà garantito secondo le necessità dell'utenza. La politica, oggi l'ufficialità della candidatura di Enrico Letta del Partito Democratico, il segretario nazionale del Partito Democratico nel collegio di Vicenza, mentre nel centro-est si sta definendo la partita dei nomi. Fratelli d'Italia è in pressing sul magistrato trevigiano Carlo Nordio, ma si profila anche il nome di Elena Donazzan come possibile ministro in un eventuale esecutivo targato Meloni. La diretta interessata non smentisce, dice il buon governo del Veneto può fare la differenza anche a Roma. La domanda è Elena Donazzan o la competenza veneta, l'approccio che abbiamo alla buona amministrazione, alla pubblica amministrazione, la capacità di leggere i bisogni dei propri territori possono essere utili all'Italia? Questa è la domanda e io spero che sia ovviamente una risposta chiara, sì. Una veneta a Roma, magari donna, magari di Fratelli d'Italia, non sono in pochi a ipotizzare un ruolo nel possibile governo Meloni di Elena Donazzan in caso di vittoria del centrodestra. Il suo nome circola insistentemente e lei stessa sembra non escluderlo, andando oltre la formula di rito del rimanere a disposizione. E questo nelle ore in cui proprio Meloni è in pressing sull'ex magistrato trevigiano Carlo Nordio, altro peso massimo già lanciato in occasione della corsa al Quirinale. Che poi sia io, che sia un altro veneto, anche a guidare qualche ministero importante, prima abbiamo citato Nordio. Nordio alla giustizia porterebbe questo stesso approccio, che è molto pratico, molto realistico, ma serve a tutta la nazione. Oggi abbiamo bisogno di dire che non dobbiamo più bastare ai veneti o al Veneto, ma che il buon governo del Veneto deve diventare il buon governo dell'Italia oppure provare a contaminarlo in positivo. Elena Donazzan, assessore di lungo corso e particolare non da poco responsabile del lavoro di Fratelli d'Italia a livello nazionale, quindi sembra più che mai pronta alla campagna elettorale, facilmente in quel collegio di Vicenza dove il segretario del PD Enrico Letta ha confermato la sua candidatura. Dobbiamo giocare all'attacco, ha detto Letta, i veneti si ricorderanno di chi ha votato contro Draghi e ancora la leadership di Zaia sta per finire, anche la Lega si è arresa a Fratelli d'Italia, le parole del leader Dem. Trovo tanta arroganza perché significa che non conosce il Veneto. Lui non è veneto, è il segretario di partito, certo, ma sicuramente questo sarà un valore per lui, per la sua visibilità, ma è anche molto arrogante nei confronti del proprio di partito, del proprio di territorio. E che il clima sia incandescente con tanto di colpi bassi lo dimostra anche questa immagine che arriva da Treviso con Meloni appesa a testa in giù, un copione che si ripete, da qui la condanna del sindaco di Spresiano, esponente di spicco di Fratelli d'Italia nella Marca. In questo caso non si tratta di un gesto goliardico o di un qualcosa che potrebbe anche stare nell'ambito della campagna elettorale, quanto piuttosto di un richiamo evidente al cadavere del Duce appeso a testa in giù in piazzale Loreto. Però ecco, credo che ci sia un limite a tutto. Era già accaduto quando è uscito il libro Io Giorgia, che in alcuni scaffali di alcune librerie era stato messo il libro capovolto. Ecco, credo che ci sia un limite a tutto e stavolta è stato abbondantemente superato. In corso di compilazione, dicevamo, le liste per il centrodestra, tra le certezze la corsa parlamentare del sindaco di Cessalta Emanuele Crosato con Forza Italia, ma l'ultima parola dice spetta a Berlusconi. Sì, io ho dato la mia disponibilità, ieri sera abbiamo completato tutto l'aspetto burocratico con il nostro coordinatore Zuin e ho dato la mia disponibilità indipendentemente poi dalle liste e quant'altro, perché io faccio il sindaco e ho il mio lavoro.
Sindaco da pochi mesi di Cessalto, Emanuele Crosato sarà uno degli uomini di punta di Forza Italia nella Marca e nel Veneto. Il doppio ruolo da parlamentare e primo cittadino di un comune sotto i 4.000 abitanti è di fatto compatibile. La posizione, rivela il diretto interessato, potrebbe essere utile, ma l'ultima parola spetta al vertice nazionale, ovvero Silvio Berlusconi. Diciamo che dal punto di vista regionale la mia sarà una delle posizioni di vertice, però poi sarà il nazionale a decidere. Chiaramente poi i giochi si fanno in 3. A Roma nelle scorse ore il vertice tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, questa l'ipotetica roadmap. Credo che in fine settimana avremo qualche indicazione maggiore e poi domenica pomeriggio avremo il ritorno delle schede da Roma per poi fare il deposito lunedì mattina. Quindi lunedì credo avremo già il quadro completo. Mentre il centrodestra lima le liste, il terzo polo si presenta a Roma con parole di fuoco. Per noi questa legislatura è uno spartiacque, è la tragica fine della Seconda Repubblica degenerata in bipopulismi. Tra i temi veneti resta sempre quello dell'autonomia con più Europa che vuole marcare la differenza. Noi siamo un partito che crede fortemente negli Stati Uniti d'Europa, quindi più federalisti di noi non so chi ci sia, però l'autonomia in salsa vendita delle 23 competenze è uno slogan che ormai è stato dimostrato e dimostrato come siano stati presi in giro gli elettori nel 2017 con un referendum farlocco. È una campagna elettorale anomala, è già entrata nel vivo quella che porta al voto del 25 settembre, allora da lunedì 22 agosto, da lunedì prossimo, dalle 21:15 tornano il confronto e il dibattito di Ring e il talk show condotto da Ferdinando Avarino raddoppia anche il martedì. Buonasera, ben ritrovati in diretta. Dalla crisi di governo a una campagna elettorale anticipata, frenetica, sotto l'ombrellone. La corsa al voto del 25 settembre è già iniziata tra accuse, scontri, polemiche, candidature gradite e non gradite, alleanze nate e sfumate, attacchi a colpi di tweet. Una corsa che merita di essere raccontata fin nei minimi dettagli. Ecco perché il tradizionale appuntamento di Ring non solo torna in anticipo, ma raddoppia. Da lunedì 22 agosto alle 21:15 il confronto condotto dal vice direttore Ferdinando Avarino su Antenna 3 va in scena ogni lunedì e martedì. Ospiti in studio, collegamenti, dibattiti, servizi di approfondimento, i sondaggi sui temi caldi, i vostri messaggi in onda per esprimere, come sempre in libertà, il pensiero di voi telespettatori. Perché mai come in questa campagna elettorale c'è bisogno di capire, informarsi, conoscere programmi e idee, ma anche retroscena e strategie. Ogni lunedì e martedì, dal 22 agosto, l'appuntamento con la politica è qui, con Ferdinando Avarino, alle 21:15. Il Ring di Antenna 3 è pronto per suonare il gong e dare il via al combattimento. Grazie a voi tutti per averci seguito e buonanotte da Ring. Così dunque il ritorno di Ring. Intanto la politica oggi trasversalmente piange la morte di Niccolò Ghedini, senatore di Forza Italia, morto a 62 anni per una leucemia. I funerali sabato alle 11 a Santa Maria di Sala. Ci ha lasciato il nostro Niccolò, non ci sembra possibile, ma purtroppo è così. Addio, ciao, per noi sei sempre qui tra noi, nei nostri cuori. Un forte, fortissimo abbraccio, Silvio Berlusconi. È il cavaliere, è Silvio Berlusconi a salutare per primo sui social Niccolò Ghedini, 62 anni, padovano, il senatore di Forza Italia e difensore di Silvio Berlusconi, è morto a Milano all'ospedale San Raffaele, dove lottava contro le complicazioni di un trapianto di midollo per curare una grave forma di leucemia. Un fulmine a ciel sereno nel pieno di questa campagna elettorale d'agosto anche per il coordinatore veneto di Forza Italia, Michele Zuin. Sono senza parole perché l'avevo sentito anche qualche giorno fa e penso che sia stato un aggravamento degli ultimi giorni perché insomma nessuno si aspettava una cosa del genere. Un cordoglio sincero e profondo da parte di tutte le forze politiche. Il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, confessa: ho un grande dolore, mi mancherai profondamente.
Accanto a lei Antonio Tajani e l'amico e storico collega dello studio di Via Altinate a Padova, l'avvocato Piero Longo, che ricorda: era uno straordinario amico e collega, un grande lavoratore, un uomo senza vizi che ha condotto una vita sobria e riservata e che ha lasciato in noi un grande rimpianto. Una vita dedicata al lavoro e a Forza Italia, quella di Niccolò Ghedini, come testimonia Michele Zuin, ricordando l'ultima telefonata di pochi giorni fa. Abbiamo parlato delle elezioni politiche, delle liste, eccetera, perché chiaramente io mi confrontavo anche con lui su queste cose, per cui lo tenevo informato di tutto quello che succedeva. Perdiamo una parte importantissima di Forza Italia nel Veneto. È stato anche lui coordinatore regionale, è stato più volte deputato e senatore, era una comunque delle persone, pur se non appariva, era una delle persone più importanti di Forza Italia, anche proprio per la linea politica e anche perché era un ascoltatissimo consigliere del Presidente. Dal Veneto arrivano tra gli altri il saluto e l'omaggio del Presidente della Regione Luca Zaia e la tristezza di Padova, la sua città, espressa dal sindaco Sergio Giordani. Sono molto addolorato per la scomparsa di Niccolò Ghedini. Ai familiari, agli amici e anche al suo partito Forza Italia rivolgo sincere condoglianze. Torniamo nella Marca e torniamo alla cronaca. Arresto convalidato stamane e obbligo di dimora disposto dal giudice per il 23enne che ieri pomeriggio, visibilmente alterato, ha seminato il panico in centro a Conegliano. Prima le urla e la lite, poi il delirio in pieno centro, testimoniato da foto e video diventati virali sui social. Un parapiglia che ha quasi bloccato il traffico e portato al danneggiamento di 2 auto prima che il protagonista venisse bloccato dai carabinieri, costretti a usare lo spray urticante per placare la sua furia e arrestarlo. Stamane la convalida in tribunale. Lui è un 23enne marocchino pregiudicato che nel tardo pomeriggio di ieri era stato avvicinato dai militari vicino alla stazione, nella zona di Corte delle Rose, dopo la segnalazione di alcuni cittadini per la presenza molesta di una quindicina di soggetti in stato di alterazione per l'alcol che stavano litigando tra di loro e importunavano i passanti. Alla vista dei carabinieri e della polizia locale, il 23enne a petto nudo ha dato inizio al suo delirio. Le ha prima minacciati e insultati, poi ha scagliato una birra in strada, ha urtato un'auto ferma nel traffico, non contento è salito su una vettura in sosta, danneggiandola, e poi su un'altra macchina colpendo lo specchietto retrovisore, il tutto sotto gli occhi dei testimoni terrorizzati. Nella colluttazione per fermarlo 2 militari hanno subito lesioni guaribili con alcuni giorni di prognosi. Troppa gente nulla facente a Conegliano, il commento su Facebook del sindaco Fabio Chies, che ha ringraziato le forze dell'ordine per l'intervento. Dopo la convalida dell'arresto, il giudice ha disposto l'obbligo di dimora per il 23enne. Una scossa di terremoto al confine con la provincia di Belluno è stata registrata stamane alle 5:45 dall'istituto INGV. È rilevato il sussulto con epicentro a Miane, 1,9 gradi della scala Richter, una profondità di circa 10 chilometri. Nessuna conseguenza per fortuna per persone o cose. 2 settimane fa, lo ricordiamo, lo sciame sismico in zona aveva avvertito distintamente dalla popolazione. E ore di paura per un 47enne di Montebelluna e il figlio 13enne bloccati ieri sera sul Col Visentin prima di essere recuperati dal soccorso alpino. Un errore nello scegliere il sentiero, la perdita di orientamento, il panico e la stanchezza estrema. Sono state ore di angoscia per un 47enne di Montebelluna e per il figlio 13enne bloccati ieri sera sul Col Visentin a Belluno prima che gli uomini del soccorso alpino li individuassero e li portassero in salvo. Padre e figlio erano saliti ore prima in seggiovia dal piazzale del Nevegal, arrivati a Rifugio Brigata per poi dirigersi all'agriturismo Faverghera. Da lì erano saliti sul Visentino e poi scesi verso Forcella Zoppei per poi proseguire la camminata. Qui però l'errore che poteva costare caro. Hanno sbagliato sentiero tanto da ritrovarsi in mezzo agli schianti di Vaia. La decisione è stata quella di tornare sui loro passi risalendo fino a Casere Zoppei. Ma il cammino di diverse ore li ha stremati, costringendoli a fermarsi. Fortunatamente il 47enne è riuscito a contattare il soccorso alpino. In un'ora circa una squadra li ha raggiunti in fuoristrada e dopo averli caricati a bordo li ha riportati alla loro macchina poco dopo le 21, sfinite dalla fatica e sotto shock, ma salvi. Cordoglio a Ponte di Piave per la morte di Maria Cianna. Avrebbe compiuto 103 anni sabato ed era la persona più anziana del comune. La comunità è vicina alla famiglia della signora Maria e si stringe in un forte abbraccio, scrive in una nota il sindaco Paola Roma, che continua rappresentava tutti i nostri anziani, i nostri nonni, che con la loro presenza, i loro racconti e i loro esempi sanno trasmettere quei valori fondanti che non hanno tempo. I funerali di Maria Cianna si svolgeranno sabato alle 14:30
presenta nella chiesa parrocchiale di Ponte di Piave, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto esserci la festa di Nonna Maria. A Montebelluna adesso, dopo 60 anni dall'ultima celebrazione, la chiesa parrocchiale dei Santi Lucia e Vittore è stata riaperta su iniziativa del parroco Davide Frassetto in occasione dell'Assunzione. Il 15 di agosto la messa è stata svolta sotto il prezioso dipinto del Tiepolo che ha attirato fedeli e curiosi. È di importante valore artistico la chiesa vecchia di Biadene che il 15 agosto, giorno dell'Assunta, è tornata ad ospitare i fedeli. Celebre per uno dei primissimi affreschi di Giambattista Tiepolo, dedicato proprio all'Assunta, per il parroco di Biadene la riapertura è stata un'idea quasi dettata dall'incontro tra arte e fede. L'idea è partita dal fatto di avere questo tesoro, no? E avevamo da celebrare questa festa che è cara ai biadenesi, tanto che c'è anche un po' di sagra durante il Ferragosto, durante la festa dell'Assunta, e per cui pensavo, perché parlarne solo di questo affresco durante la celebrazione e non invece gustarselo durante la messa stessa. Dagli anni 60 sono state interrotte le celebrazioni e la chiesa è stata utilizzata per vari scopi, da teatro a palestra e persino come centro di raccolta per la carta. Nel 2004 un importante lavoro di restauro ha fatto sì che diventasse un polo per ospitare eventi culturali. Sarebbe più bello renderla più fruibile visto il tesoro che c'è, ed è un tesoro. Penso all'affresco dell'Assunta del Tiepolo, che è sicuramente fatto per essere ammirato da tutti, però penso come abbia nutrito la fede di tanti biadenesi durante le celebrazioni, durante la preghiera. Adesso quello che ci si augura è che la chiesa torni ad essere frequentata. Vediamo anche la creatività che cosa ci suggerirà, sicuramente forse potrebbe diventare una tradizione, spero, quella della festa dell'Assunta, ma poi vediamo anche a qualche altro momento che può essere legato a questo luogo così prezioso. Vacanza nel Trevigiano in questi giorni sulle colline del Prosecco per il re del Belgio Filippo, ospite della principessa Isabella di Collalto, imprenditrice a capo dell'omonima azienda agricola Castello di San Salvatore di Susegana. Il sovrano, salito al trono nel 2013 dopo l'abdicazione di re Alberto II, è accompagnato da una quindicina di persone, tra le quali il figlio, un nipote e altri rappresentanti della nobiltà europea. Giunto a Susegana ha approfittato dell'offerta di tanti itinerari cicloturistici della zona per compiere una gita in bicicletta, come vediamo in questa foto, e a pedalata assistita, che lo ha portato verso i campi coltivati a vite dell'azienda Collalto. Il sovrano del Belgio resterà ancora alcuni giorni in Italia e nella Marca. Adesso andiamo nel Bellunese. Bellunese che, come le altre province che abbiamo raccontato del Veneto, è stato colpito dalla serie di temporali che si è abbattuta sul nord-est, appunto, e anche nel Bellunese. Le precipitazioni, che peraltro dovrebbero riprendere, come dicevamo prima, durante la notte, sono state accompagnate da forti venti che hanno causato anche dei danni alla struttura sportiva Palapieve di Pieve del Pago, come vediamo nelle immagini. Il sindaco Alberto Peterle è subito intervenuto allertando i vigili del fuoco, che hanno aperto un lato della tensostruttura per evitare ulteriori danni con il proseguire degli episodi temporaleschi. Al momento l'entità del danneggiamento è al vaglio dei tecnici, che dovranno anche definire tempi e modalità dell'intervento di riparazione. E poi il lutto per la morte questa notte di Ermano De Col, 79 anni, sindaco di Belluno dal 2001 al 2006, è stato anche consigliere comunale per 50 anni. Profondo il cordoglio in città e in tutta la provincia. Ermanno è stata una persona che amava la sua città e per cui ha sempre lavorato con onestà e correttezza, sempre fermo nei suoi principi, ma con grande rispetto anche degli avversari politici che ha avuto. C'è la dimensione privata e c'è quella pubblica, ma in Ermanno De Col i due piani spesso si sovrapponevano. Quasi 50 anni in consiglio comunale nella città capoluogo, tante legislature, una da sindaco tra il 2001 e il 2006. All'epoca, candidato per l'Ulivo di Romano Prodi, vinse sullo sfidante della Casa delle Libertà, sempre fieramente a sinistra e orgogliosamente bellunese. Lui è stato dirigente dell'ANPI, che oggi io presiedo, è stato vicepresidente per un breve periodo, ma ha sempre garantito il suo impegno
nell'associazione, ricordando con orgoglio che la città di cui lui era stato sindaco era medaglia d'oro al valor militare per la resistenza. Iscritto al Partito Socialista Italiano, aveva poi aderito ai Democratici di Sinistra, rinunciando infine alle tessere e rimanendo attivo in politica da indipendente. Tra il 2017 e il 2022 l'ultima esperienza a Palazzo Rosso con Insieme per Belluno, poi il sostegno alla candidata Olivotto. Qui la scorsa primavera una delle ultime apparizioni in pubblico. Sì, perché il disagio sociale, al di là della pandemia, è qualcosa che è palpabile. Il suo desiderio, uno degli ultimi che stava esprimendo, era di vedermi sindaco, e questa cosa un po' appunto mi commuove, perché lui c'è stato con me, è stato vicino, io lo ringrazio molto per questo. A ricordarlo tutto l'arco costituzionale bellunese, un uomo saggio per il presidente della provincia padrina, una vita ben spesa al servizio della comunità, dice l'attuale sindaco Oscar De Pellegrina, con il suo vice Paolo Gamba, che rivela un aneddoto. Io ho appena compiuto 18 anni, sono andato c'erano le elezioni comunali, lui era all'interno del Partito Socialista e io l'ho votato. Perciò ritengo che sia, lo dico qui pubblicamente, ma non perché credo che fosse una persona al di fuori solo della politica di destra o di sinistra, ma fosse una persona veramente di grande spessore. Insegnante e amministratore, avrebbe compiuto 80 anni a fine agosto, lascia la moglie Anna, la figlia Claudia e 2 nipotini. L'ultimo saluto avverrà in forma privata. L'avevamo anticipato ieri sera nella nostra pagina bellunese, è stata ufficialmente annullata l'edizione 2022 della gara automobilistica Pedavena-Croce Daune, che tanto ha fatto discutere nelle scorse settimane. La decisione del comitato organizzatore, vediamo allora quali sono le conseguenze di questa decisione. La 39esima cronoscalata automobilistica Pedavena-Croce Daune è stata annullata. L'ufficializzazione è arrivata nella serata di ieri da parte del comitato organizzatore a seguito del diniego ricevuto da parte dell'ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, che all'articolo 29 del suo regolamento vieta lo svolgimento di manifestazioni motoristiche. Gli organizzatori della celebre manifestazione hanno quindi scelto di presentare ricorso al TAR, ferma restando la speranza di poter trovare una soluzione di comune accordo. All'iniziale proposta del parco di svolgere la manifestazione su un percorso ridotto, il comitato ha risposto negativamente, presentando diverse motivazioni. Abbiamo deciso di annullare l'edizione 2022 della Pedavena-Croce Daune perché la data data dalla Federazione Axi Sport, il 14 e 15 di ottobre, è troppo avanti nel tempo. Siamo in montagna, siamo 1000 metri, quindi vicissitudini atmosferiche possono essere anche brutte. Non solo, ci sarebbero state anche delle difficoltà tecniche nella realizzazione di un'area di decelerazione delle autovetture al traguardo, problemi nella gestione dell'affluenza di spettatori, minori introiti a causa della non validità della competizione per gli organi sportivi nazionali, a fronte dei medesimi costi di organizzazione, se non addirittura maggiorati a causa della necessità di gestione straordinaria del percorso. Un verdetto che era ormai prevedibile, ma che lascia comunque dietro di sé diversi malumori. Il ricorso al TAR credo sia la strada più corretta da percorrere, anche e soprattutto nell'interesse del parco, perché ricordo che il parco è un punto di forza qualora riesca e sappia interpretare quelle che sono le esigenze anche dei territori, quindi non un no a tutto a prescindere. Questa gara non creava danno a nessuno. Ora la sua interruzione naturalmente avrà degli effetti anche sulla sua futura realizzazione. E proprio al futuro della competizione si sta già volgendo lo sguardo. Il comitato ha infatti dichiarato che iscriverà regolarmente la gara a calendario per il 2023 e che questo annullamento non rappresenta una resa né un'abdicazione a favore di altri. Per il 2023 la gara si farà, noi speriamo ovviamente nel percorso originale di 8 km o al limite nel percorso ridotto di 4 km e 200 metri. Il parco, da quanto deliberato nel direttivo, intende comunque promuovere un'azione per rivedere il regolamento, al di là quindi del controsenso di questa scelta di bocciare oggi e di modificare il regolamento per far fare domani. Tutti si augurano che la situazione possa finire con un'autorizzazione stabile a questa manifestazione. Vedremo l'ora che accadrà. Particolarmente importante capire che tempo farà nelle prossime ore, vista l'allerta che ritorna proprio in questi momenti. Allora vi lasciamo al meteo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.
Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Benvenuti al Meteo. Previsioni per venerdì 19 agosto. Sul Veneto tempo instabile con diffusa nuvolosità soprattutto nella prima parte della giornata. Sono attese schiarite a partire dalle prime ore della sera. Previste precipitazioni principalmente a carattere di rovescio o temporale soprattutto sui rilievi. Temperature in calo specie sulle zone centro-orientali. Minime comprese tra i 19 e i 21 gradi, massime tra i 25 e i 28 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia atteso tempo variabile. Dalla notte fino al pomeriggio saranno probabili rovesci e temporali sparsi a carattere intermittente su tutte le province. Le piogge potranno essere localmente anche abbondanti. Dalla sera è atteso un miglioramento. Temperature minime comprese tra i 20 e i 23 gradi, massime sui 27 e 28 gradi. Sul Trentino Alto Adige tempo instabile al mattino, con la possibilità di rovesci anche temporaleschi. Per il pomeriggio atteso un graduale miglioramento. Temperature sui 21 gradi, massime tra i 25 e i 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza.